Di Pietro che dice? Innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Insomma, voglio dire, il giorno dopo siamo tutti capaci di indignarci. Il problema è cosa è successo il giorno prima. Il giorno prima è successo che c'è da una parte una guerra fra poveri, dei disperati, a cui è inutile prendersela con i disperati in quanto tali. Credo che sia del tutto ininfluenti, che siano operai cinesi o di origini cinesi ma italiani eccetera, sono persone come tale non dovrebbero morire diciamo così, bruciati semplicemente perché lavorano. E la questione, ripeto, non è una questione che riguarda soltanto il centro-destra o il centro-sinistra, la politica del suo insieme, perché Prati riguarda l'Italia, ragazzi, queste sono condizioni che manco le fabbriche di Dickens dell'Ottocento. Non è che sono nati in questi ultimi 5 anni quello che è successo, si sono stratificati in tutti questi anni. Io credo che ancora una volta c'è una responsabilità, quella specifica di chi aveva il controllo di questa situazione, nel senso dei datori di lavoro, ma c'è una responsabilità anche per omissione di atti di ufficio da parte di coloro che erano addetti al controllo. Con essi però non ce la possiamo prendere semplicemente dicendo perché gli ispettori non hanno controllato. Io credo che mai come in questo momento dovremmo fare una scelta di campo, posto che abbiamo 100 a disposizione di euro. Quali sono le priorità? Acquistare gli aerei per andare a fare combattimento o aumentare il servizio di vigilanza e di ispezione preventiva per evitare che ciò accada? Io credo che fino a che punto noi possiamo limitarci a dire il giorno dopo avremmo dovuto fare. Qui c'è una responsabilità delle istituzioni complessivamente intese e c'è una necessità di fornire gli organi di controllo di strumenti e mezzi per poter fare controllo, prevenzione e chiudere queste fabbriche in queste situazioni. Ciò che non è stato fatto, io credo che nessuno si possa tirare fuori da queste responsabilità, che poi ci sia stato o non ci sia stato il comunicato di ieri, un po' ipocrisia. Noi come Italia di Valori l'abbiamo fatto, no, ma col comunicato non c'è che si ridà la vita a queste persone. Io non credo che sia ipocrisia, credo che sia un tema anche di attenzione, cioè abbiamo una vita politica tutta autoreferenziale che parla di se stessa, forse quello che voleva dire immagino Valeria Fedeli, che ogni tanto... Io non è che stavo criticando, anzi stavo condividendo. Allora, in tutto questo c'è una situazione maltempo di questo clima, posso dirlo perché sono napoletana e purtroppo vedo come la mia città è stata ridotta. Quindi... Io da buon meridionale posso capire, perché il mio Molise è diventata regione perché non si mettevano d'accordo a chi doveva fare il presidente della regione. Abruzzo e Molise, noi così abbiamo studiato a scuola, noi che abbiamo 60 anni, e l'hanno diviso in due per poter avere ognuno la sua porzione. Due poltrone. Non c'è una ragione per cui Abruzzo e Molise si sono divise se non per raddoppiare le poltrone, quindi puoi immaginare in che situazione ci troviamo nel nostro martoriato sud. Vorrei rettificare una frase che è stata detta prima durante la giornata. Vanno a votare gli elettori del PD, e che più che rettificare vorrei fare un appello. Io credo nel sistema bipolare. Nel sistema bipolare c'è un centrodestra post-moderno, post-Berlusconi, mi auguro, c'è un centro-sinistra che deve cercare ancora un punto di riferimento, ci sono le primarie. Le primarie del PD non possono essere viste solo come primarie del PD in cui vanno a votare gli elettori del PD. C'è un centro-sinistra che deve ritrovare una sua unitarietà pur nelle diversità, nelle differenziazioni specifiche dei vari partiti. L'Italia dei Valori ritiene che sia necessario andare a votare queste primarie. Io personalmente, lo annuncio qui per la prima volta, io andrò a votare le primarie del PD pur essendo il presidente dell'Italia dei Valori. Ci vado come cittadino perché voglio contribuire a scegliere il mio candidato presidente. Non ho difficoltà. Io vado a votare nel mio Molise e nel mio Molise si deve scegliere appunto il referente regionale. Io appoggio il candidato Frattura che si candida, è un renziano Frattura per intenderci, appoggio il candidato Frattura rispettando gli altri, però faccio una scelta di campo innanzitutto dicendo è necessario evitare questo frazionamento infinito di partiti e partitine, lo dico io che ho fondato un partito. Frattura che unisce, c'è un problema, è un candidato presidente del centro-sinistra, è un candidato, è un presidente di regione, Frattura, che è stato votato e scelto dai cittadini del centro-sinistra composto da partiti dell'Italia dei Valori, del Partito Democratico innanzitutto e di Sella. Comunque quindi lei ha scelto Renzi? Io ho scelto Frattura e quindi Renzi. Certo, ma rispetto anche gli altri. Io chiunque vincerà, l'Italia dei Valori ritiene necessario, con tutti i rispetti che ho per Beppe Grillo, la protesta prima di lui l'ho fatta io. Dopo 3 votazioni la gente ha visto ma questi giro tondo, ma poi che portano a casa? Ecco, l'Italia Valori 2.0, un'Italia Valori che vuole contribuire a costruire un'alternativa, non solo a protestare. Senta, ma io pensi che avevo pensato invece, pensi come ero stata maliziosa, che dato che non c'era più
sul campo l'ingombrantissimo Silvio Berlusconi, lei forse poteva pensare di mettersi col centrodestra di Alfano, no? Non ci ha pensato proprio? Guarda, io mi auguro che nasca un centrodestra post-berlusconiano, che comunque sia porta avanti una politica non di interessi personali. Io sono convinto che Berlusconi si sia messo in politica per sistemare i suoi guai giudiziari. Ciò detto, io personalmente ritengo che le libertà professate da un centrodestra, le libertà, la meritocrazia professata da un centrodestra moderno europeo si devono sposare anche con la solidarietà e con la necessità di venire incontro alle fasce sociali più deboli. In questo senso un centrosinistra non più ideologico, non più ideologizzato, ma che metta insieme meritocrazia, vorrei dare il contributo per migliorare questo. Lo vorrei fare però con un'Italia dei Valori che vada oltre Di Pietro, ma che vada a trovare appunto nel territorio persone in grado di poter rappresentare il nuovo. Mai come in questo momento c'è bisogno anche di farci nuovo. Che dobbiamo dire? Cioè non è che ci possiamo difendere. Beh, infatti, come dice Piercamillo Davigo, il mio ex collega del pool, una delle colpe di noi del pool Mani Pulite fu quella di aver migliorato la specie, nel senso che noi da buon predatori nell'inchiesta Mani Pulite abbiamo preso i più debili e quelli che più si poteva scoprire. Sono rimasti quelli più furbi e più capaci di nascondere le loro malefatte, tradotto. Cioè avete creato i supereroi della corruzione. In realtà io rispondo sempre dicendo, noi a suo tempo ci comportammo semplicemente come i medici di radiologia che individuammo il tumore sociale che rovinava l'Italia. Spettava alla politica curare, fare un po' di chemioterapia politica e quindi risanare le istituzioni. La verità è che nelle istituzioni si è cercato soltanto lo strumento per evitare di essere scoperti e per farla franca. Queste cosiddette leggi ad personam, non voglio fare adesso il difensore di Berlusconi, ci mancherebbe altro, ma non è che hanno aiutato giovato solo lui, hanno giovato il sistema politico nel suo complesso, hanno giovato le istituzioni nel suo complesso, perché di questo sistema, difficoltà di fare le indagini, criminalizzazione della magistratura, dell'attività giudiziaria, riduzione dei tempi di prescrizione, indulti e amnistia, ne hanno giovate e ne giovano tutti e io credo che mai come in questo momento, quando abbiamo a che fare addirittura con un ministro della giustizia che dopo che rivendica la sua amicizia con una famiglia così particolare rimane a fare il ministro della giustizia, o quando abbiamo a che fare con una persona che pretende la grazia senza che lo chieda, nonostante che sia stata condannata per frode fiscale mentre faceva il Presidente del Consiglio, voi capite che, quando è stato detto prima, qui il problema non è solo Berlusconi insieme, ma sono i milioni di italiani che gli vanno appresso. Ecco, quello che mi preoccupa di più è la malattia di Berlusconi che ha colpito a destra e a sinistra e anche gli italiani e la società civile. Io credo che l'evasione fiscale non si possa combattere solo con la lotta all'evasione fiscale, che ci deve essere grandissima, e soprattutto vi deve essere certezza del diritto e certezza della pena, che in questo momento non c'è in Italia. Ma si deve combattere anche rendendo conveniente essere onesti. Una prima regola: non possono concorrere a gare per appalti di lavori e di forniture con la pubblica amministrazione a qualsiasi livello coloro la cui impresa o loro direttamente abbiano corrotto o siano stati corrotti. Stabiliamo una regola che conviene essere onesti perché puoi partecipare. Stabiliamo un'altra regola, che tutto ciò che tu ricevi e prendi fattura puoi scaricarlo dall'imponibile e vedi che ognuno interessa ad avere lo scontrino della fattura perché gli serve per togliere dall'imponibile. Allora, rendiamo conveniente essere onesti. Abbiamo visto nel filmato, insomma, le aveva chiesto più volte e poi ovviamente do la parola a Cicchitto che vorrà rispondere anche alle obiezioni della sua ex compagna di partito Elisabetta Gardini. Ma futuri alleati io invece penso, a differenza di voi siete nuovi alleati, ma quello guarda, sono sicura, glielo dico io, proprio sia tranquilla che sarete tutti alleati, compresa Giorgia Meloni, e farete un bel centrodestra e piglierete pure un bel po' di voti. Dipende dalle condizioni. Di Pietro. Io personalmente sono dell'idea che Berlusconi sta facendo tutto quello che sta facendo semplicemente perché non ha ottenuto la grazia, non ha ottenuto la difesa della politica rispetto a ciò che gli è successo sul piano giudiziario. Cioè i fatti suoi sono l'unica bussola, dice lei, per Berlusconi. Io credo che questo sia, che adesso si ricorda di dire che la legge di stabilità non va bene, ma c'è stato prima ha appoggiato Monti, poi ha appoggiato Letta, che ha voluto lui, sia l'uno che l'altro, semplicemente perché pensando che avendo la grande alleanza poteva in qualche modo trovare una via per sfuggire alla giustizia che stava arrivando su di lui. La pacificazione la stava chiamando. Lui la chiama pacificazione. La sta mettendo in maniera un po' così terra-terra, era pacificazione. Ma non si chiama pacificazione, questo si chiama furbata, quindi, per l'amore di Dio. Utilizzare l'istituzione per farsi gli affari propri mi pare che non c'entri niente con la pacificazione. Detto questo, io personalmente... Di Pietro, scusa, Stumpo, faccio un aggiornamento a Stumpo che è arrivato dopo, noi abbiamo già cominciato a chiacchierare. Di Pietro ha detto che lui
vorrebbe collaborare col centrosinistra, sperando in un programma che sia un programma Ma di proprio equità. questo stavo aprendo adesso, Ce l'ho detto all'inizio, che già... per ricordare anche a questo che è successo. Io credo che anche questa seconda fase della Repubblica Italiana sia finita, quella cioè in cui ci siano dei personaggi di riferimento in cui tutti quanti hanno preso a lui a battere le mani. Cioè va bene nel momento della protesta. Quando in questa seconda fase metto io al primo posto, perché io ho fondato un partito, Berlusconi, Bossi, Grillo, mi auguro che Renzi non faccia la stessa cosa. In questo senso io ho detto... Cioè la fine dei partiti personali, io le voglio lei. dire di più, Stumpo. Io le ho detto prima, quando lei non c'era, io credo che questa fase del leader che risolve tutto sia finito e che bisogna... Perché io faccio il difensore d'ufficio del Movimento 5 Stelle. Una cosa può essere, diciamo così, tutto l'apparato mediatico che ha messo in piedi Grillo e Casaleggio. Altra cosa è il senso di disagio, di sofferenza, di rabbia, di protesta che stanno manifestando i cittadini, e meno male che si è sviluppato in un voto di protesta nelle urne e non sfasciando le vetrine. E in questo senso credo che la protesta ha sfociato in 150 parlamentari invece che qualche morto per strada. Mi sembra che sia un qualcosa che vada riconosciuto al Movimento 5 Stelle. In questo senso lasciami fare. Detto questo, però, io stesso che ho fatto la protesta prima di Grillo, e nello stesso modo che ha fatto Grillo, io credo che oggi come oggi la protesta fino a se stesso non porta da nessuna parte. Per questo ho fatto un'assunzione di responsabilità come Italia dei Valori, ho tolto il mio nome dal simbolo Italia dei Valori, mi sono tolto da solo senza aspettare che facesse disperare i cittadini, e ho detto la nuova Italia dei Valori deve basarsi su un sistema bilaterale, su un sistema in cui cioè ci sia un meccanismo maggioritario fra due grandi forze politiche, anche in coalizione, che si misurano, ed io da cittadino italiano, non da iscritto al PD, andrò domenica a votare per le primarie, perché ritengo che le primarie siano un momento necessario. Noi abbiamo fatto una scelta di campo, vogliamo ricostruire un nuovo centrosinistra, non basato su questa o quella persona, ma su un programma condiviso. Perché ho delle riserve sul governo Letta attuale? Perché non ho capito ancora per fare che cosa. I numeri ce l'avranno in Parlamento, ma cosa faranno in Parlamento? Alfano ha detto vogliamo la riforma di giustizia. Bene, ma quale riforma di giustizia? Grillo ha detto vogliamo risolvere l'Europa, il lavoro e la legge elettorale. Bene, come lo vuoi tutto questo? Ecco, io voglio assumermi la responsabilità insieme a tutto l'arco del centro-sinistra di fare una proposta politica, e in questo senso io domenica andrò a votare, e per quanto mi riguarda andrò a votare nel mio Molise, e ho già detto chi appoggerò, Paolo Frattura, con una scelta di campo. Ma io già dico ancora oggi, chiunque dei tre vincerà nel centro-sinistra prenderò atto che questa è la democrazia e va rispettato. Voglio costruire un centro-sinistra che cioè mi auguro di trovare dall'altra parte un centrodestra post-berlusconiano, e in questo senso io prendo atto della sfida che sta avvenendo al centrodestra, perché Berlusconi farà l'opposizione, farà quello che farà, ma io oggi come oggi, questo centrodestra che si è messo insieme al centrosinistra in questo governo di emergenza, però che aspetti cosa un vuole po' fare di per il Pietro, Paese? Noi non lo sappiamo ancora. Bene venga allora che oggi si vada a votare, ma soprattutto non si voti per vedere quanti numeri ci sono, ma soprattutto che Letta riproponga un programma per il Paese. Ok. Non è Chi deve essere il candidato, il futuro candidato leader della coalizione che va al governo? Io sto scegliendo il futuro capo di governo. E siccome l'ipocrisia non mi piace, io so che chi sarà il segretario politico sarà anche il candidato presidente del Consiglio. Questo sono chiacchiere. Questo lo facciamo dopo. Abbiamo già fatto Seccoletta. Scegliere il referente del PD con cui posso aprire un dialogo, che già sto appoggiando in maggioranza, in coalizione, e sto ricostruendo una coalizione per dare un governo al Paese. A voi vi interessa, ognuno a frazionare. Perché sta col telefono in mano? Ne prendo atto, io ho superato ormai, prima di voi, dopo averlo fondato un partito personale. Perché sta col telefono in mano? Vuole chiamare Frattura e dire questi del PD non mi vogliono? No. No. Io non ho intenzione di andare al PD, io ho intenzione di ricostruire una coalizione di centrosinistra che si opponga a una coalizione di centrodestra sulla base dei programmi. Oggi come oggi c'è da 2 o 3 anni un governo senza programma che sta Allora Di Pietro, le faccio vedere una contraddizione di Renzi. Le faccio vedere una contraddizione di Renzi, perché in tutto questo è scoppiato un caso abbastanza strano. Alle prossime elezioni europee l'Italia dei Valori va da sola, non è che si va nel PD. Io sarò candidato alle prossime elezioni europee e voglio avere la forza necessaria per poter parlare alla pari col PD. Vi do la parola a tutti, però un secondo solo. Si va da soli, no, ne va della correttezza e della serietà dei partiti, e su questo io non transigo. Ha appena detto Di Pietro che la prossima volta vota per l'Italia dei Valori. Ha già votato per un'altra coalizione. E vuole dare una mano a lei a fare il suo segretario.
Cioè, è come se io andassi a casa sua. È la famosa tutti i battuta di giorni D'Alema, dovessi come disse D'Alema, è come se il capo del decidere le condominio cose del mio che deve palazzo fare. lo sceglie il Ma palazzo di non è fronte. possibile, c'è bisogno di serietà. Il mio segretario lo scelgono gli elettori del Stupo, PD. mi creda, sono tutte posizioni molto chiare, la sua quella di... Quello lo sceglieremo un'altra volta. Io sto noi. scegliendo il primo della Camera del Governo.